Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Ciao Tullio. Buonasera. Allora, questa sera abbiamo una parte, diciamo, abbastanza ampia dedicata un po' a quelli che sono stati eventi storici, il memorandum, ma anche la prima parte, diciamo, si occupa del secolo scorso, no? No, noi abbiamo dedicato, siccome si parla in questo periodo della Shoah, allora noi invece di parlare, perché ne parlano tutti, per cui andiamo a cercare i sacrifici che hanno subito intere popolazioni in vari momenti della storia del secolo scorso, e in particolare questa volta parliamo della Cina, e quindi diciamo che non fu soltanto il famigerato Hitler a creare queste stragi organizzate, ma ci furono molti altri paesi che, siccome vinsero la seconda guerra mondiale, raramente oggi se ne parla, perché la storia la fanno sempre i vincitori e i vinti devono soccombere. Allora, questa sera parliamo di Cina, cioè cosa successe nella Cina degli anni 40 e 50, quando Mao Zedong inventò l'ideologia comunista cinese e quindi il maoismo, e le conseguenze che dovette subire il popolo cinese in questa, chiamiamola, evoluzione negativa di un'associazione che decapitò decine di milioni di cinesi. Certo, allora presentiamo gli ospiti che abbiamo con noi questa sera. Salutiamo Settimo Gottardo, buonasera Gottardo, buonasera. Già sindaco di Padova, ricordiamo comunque già anche parlamentare della Democrazia Cristiana a suo tempo. Buonasera anche al professor Patrizio Zanella. Buonasera professore, lei è un docente di storia, e quindi avremo modo anche di parlare di come viene, come dire, insegnata e che storia c'è sui libri di testo. Allora, come sempre noi però in apertura abbiamo le nostre ricorrenze storiche, quindi sentiamo di come apriamo questa sera la nostra trasmissione. Memorandum, storia e memoria. 20 gennaio 1841. Gli inglesi prendono possesso di Hong Kong in seguito alle guerre dell'oppio. Allora, questa è, diciamo, la ricorrenza storica di cui parliamo questa sera, una vicenda che poi ha portato appunto l'Inghilterra, la Gran Bretagna, ad avere questo diritto, diciamo, chiamiamolo così, su questa terra, Hong Kong appunto, per questo lembo della Cina, ma in realtà quando si parla di guerra dell'oppio, se io fermo un qualsiasi cittadino e lo interrogo, pensano che noi siamo andati a combattere l'oppio. Invece abbiamo fatto una guerra centenaria, no? Per imporre l'oppio ai cinesi, che naturalmente c'era una legge molto ferrea che vietava l'uso dell'oppio. Ma siccome naturalmente la droga è facile sperciarla, ne abbiamo contezza in questo periodo, in questi anni, e di conseguenza gli inglesi approfittarono di questo commercio, ma a capo di questo commercio c'era la regina Vittoria, l'imperatrice inglese, in cambio di milioni di tonnellate di argento, che allora l'Inghilterra divenne ricca e riuscì poi a organizzarsi per fare tutte le guerre successive, e ne parleremo. Ma penso che l'introduzione del nostro frammento... Certo, abbiamo un breve brano di un documentario che ci spiega un po' qual era anche la situazione in Cina per quanto riguarda appunto l'utilizzo dell'oppio. Sentiamo. Fumare oppio è la rovina della Cina. Nel 1800, 2 secoli dopo l'arrivo di questa droga, 1/3 della nazione ne è dipendente.
Nonostante qui l'oppio sia stato proibito per centinaia di anni, gli stranieri continuano a venderlo. Arriva per lo più dalle piantagioni delle colonie britanniche in India. Una cassa prodotta con $2 viene rivenduta a 10. La povertà della Cina è una fortuna finanziaria per l'Inghilterra. C'erano in gioco enormi quantità di soldi. Parliamo della stessa civiltà e quindi della stessa cultura che speculò ampiamente sul commercio di schiavi. Perché dovremmo pensare che le stesse persone che avevano portato con la forza milioni di africani nel nuovo mondo dovessero farsi qualche scrupolo riguardo il commercio di oppio in Oriente? Le orribili conseguenze non ricadevano su quegli uomini che erano sempre in cerca di facili guadagni. E in questo campo i profitti erano davvero enormi. In risposta, la Cina tenta di porre fine al commercio di oppio. L'Inghilterra dichiara guerra. I cinesi vennero sconfitti duramente, perché gli inglesi avevano a disposizione navi a vapore e armi migliori, cannoni con gittata maggiore e fucili molto più precisi. La Cina perse e nel 1842 fu costretta a firmare un trattato. Continuò a esortare la popolazione a non fumare l'oppio, ma gli inglesi continuarono a venderlo e il commercio di droga aumentò drasticamente dopo la guerra. Beh, insomma, Gottardo, a sentire questo racconto, appunto come diceva prima Ermanno in apertura, ci rendiamo conto come una volta fossimo noi occidentali, diciamo, a portare e a commerciare in maniera importante, tra l'altro, in droga. Sì, fa pensare molto questo, perché fa pensare anche, scusatemi la digressione, ma fa pensare anche al controllo dei traffici di droga attuali, e chi li controlla e come sono controllati. Ma io dico questo perché questa guerra dell'oppio, per drogare i cinesi in pratica, per ucciderli moralmente, è un impero che era già in crisi come struttura, perché la Cina non era stata esclusa come altri paesi che poi verranno colonizzati dalla rivoluzione industriale. La Cina viene... Però come mai la Cina viene esclusa dalla rivoluzione industriale? Ci sono delle responsabilità anche nostre, anche italiane. L'arretramento della Cina, la sua estraneità, la sua chiusura culturale, l'estraneità alla rivoluzione culturale, alla rivoluzione industriale, avviene anche per colpa del Vaticano e della Chiesa, quando sfonda in Cina Matteo Ricci, porta la civiltà e ha ricevuto a corte come un potentissimo, gli si apriva tutto il potere. Riusciva a fare anche proseliti, viene il gesuita Matteo Ricci, fermato dalla Chiesa del Vaticano, perché lui aveva capito una cosa, che bisognava imporre lì un rito cinese, non un rito occidentale. Su questa cosa che sembrava una cosa di formalità liturgica, in realtà viene bloccato il cristianesimo lì. La Cina viene chiusa, ma viene chiusa perché quindi si chiude, allora la Chiesa cattolica è una potenza mondiale, siamo a metà del Cinquecento. Questa chiusura è stata tragica, perché ha sottolineato la chiusura di un'intera subcontinente a quello che era l'evoluzione culturale e industriale del resto del pianeta più avanzato, e l'ha chiuso. La responsabilità quindi antigesuitica di allora, e non a caso adesso è un papa gesuita l'attuale che riapre, fa l'accordo e riconosce la Chiesa nazionale cattolica, come Matteo Ricci avrebbe insegnato, e pensa che nel giro di alcuni decenni in Cina ci saranno circa 400 milioni di cristiani non cattolici, intendo dire una cosa più complessa.
Per dire, se questo invece, siamo nei sei, nei ma, sempre della storia, non avesse trovato questo impedimento, diciamo, cattolico controriformista, chiamiamolo così, antelitteram, antigesuitico, forse la Cina avrebbe avuto uno sviluppo migliore, non avremmo dovuto aspettare il Papa gesuita attuale che riapre alla Chiesa nazionale cinese. Le cose sarebbero... Quindi ci sono anche responsabilità nostre prima degli inglesi. Poi gli inglesi arrivano nella Cina e fanno in Cina ciò che hanno fatto prima in India, perché prima della Cina loro fanno le stesse cose che lo fanno in India. In India è tremendo il colonialismo cinese. Cioè, scusa, inglese in Cina è di una ribalderia tremenda. Voi pensate che usano drogare un popolo per dominarlo? Questa è la verità. Certo, è una cosa tremenda. Certo. Però la colonia di Hong Kong, professore, subito dopo anche l'Italia ha una legazione, sì. Perché gli inglesi aprono una strada, l'avranno poi i francesi, ce l'avevano già i portoghesi Macao. Ce l'avevano già i portoghesi, e poi arriveranno anche gli italiani, che per un arco di meno di un secolo terranno questa legazione a Tientsin, che sarà celebre per quelli che collezionano tappeti, sanno che i tappeti di Tientsin sono tra i più pregiati della Cina nella fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Allora, quindi in pratica, diciamo, possiamo dire che inizia con l'era dell'imperialismo europeo in Cina, professor Zanetti. Ma direi che bisogna considerare innanzitutto il periodo. Siamo agli inizi dell'Ottocento, esiste una politica colonialista delle varie potenze europee, di cui non solo l'Inghilterra ma anche la Germania, di cui si accoderà poco dopo la Francia e poi anche l'Italia, già lo erano ma all'incirca vogliono espandersi e ritengono soprattutto legittimo cercare territori al di là dei mari. Ecco perché la Cina diventa uno diciamo, dei continenti appetibili per questo tipo anche di esportazioni. Ricordiamo però una cosa, che la guerra dell'oppio si svolge all'incirca per un quarantennio, 1820-1860, con varie scaramucce. E possiamo anche dire anche un'altra cosa ancora: la Cina aveva sempre utilizzato l'oppio, ma a scopi medicinali, per cui ne sentiva la valenza, ne sentiva magari anche l'efficacia sul piano medicinale. Se lo produceva anche l'oppio per queste necessità. A un certo punto ovviamente il fabbisogno aumenta e verso il 1700 circa si estende il vizio proprio di fumarlo. Ovviamente questo porta a una decadenza sul piano anche del comportamento, sul piano anche della resa nei lavori che erano costretti a fare o facevano appunto nelle loro lande e piantagioni. E tutto questo fa sì che la Cina decreti quello che sarà il divieto di esportazione, come abbiamo visto. E da qui l'Inghilterra che reagisce appunto manu militari, come abbiamo visto, e impone assolutamente l'obbligo di queste esportazioni, che venivano, come abbiamo detto e sentito, dalle colonie britanniche che erano in India. C'è un contesto commerciale che non poteva essere così facilmente interrotto, perché c'era tutta un'economia che in qualche maniera vigeva e in qualche maniera dettava anche le leggi. Economia che non è così lontana anche ai nostri giorni. Proviamo a pensare a quanti leader politici vanno a fare i viaggi in Cina e, attenzione, il territorio è un mare magnum per tutti gli traffici, e non i traffici, cioè le esportazioni commerciali che si possono guadagnare con la Cina, e poi solo in coda si chiede a questi politici se hanno toccato l'argomento dei diritti umani. Ma si sa benissimo che se ne guardano bene dal toccare i nostri leader politici gli argomenti dei diritti umani, perché altrimenti comprometterebbero tutta la ragione del viaggio per cui sono andati in Cina. Sì, però
li attiveranno prima o dopo i diritti umani. C'è da augurarsi. No, siamo sempre per... Queste sono opportunità che vanno gestite al momento giusto, non per bontà, ma perché se si attiveranno i diritti umani i costi dei prodotti cinesi cresceranno e di conseguenza non saranno più concorrenziali come lo sono adesso. Noi abbiamo dei prezzi, visto il cambio dello yuan rispetto all'euro, rapporto di 1000 a 1, costo di produzione 1, vendite in Europa 1000. Questo è il rapporto. Di conseguenza, ma questo perché? Perché non ci sono sindacati, perché non c'è nessuna regola, di conseguenza l'uomo viene utilizzato come faceva Mao Zedong, appartiene al partito, non ha nessun diritto, salvo che non cambino le cose. Ma per esempio appunto l'oppio, i cinesi lo usano come medicinale, giustamente, perché ancora adesso noi la morfina, il metadone e la codeina e così altri preparati li usiamo perché sono degli analgesici che servono in particolari tipi di patologie per superare la fase dolorifica. Bene, allora, siccome abbiamo tante cose da dire questa sera, appunto su quello che è avvenuto in Cina durante la presidenza di Mao Zedong, noi fermiamo qui questa, diciamo così, la parentesi dedicata alla ricorrenza storica. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo per capire che cosa è successo e come è avvenuto che milioni di persone siano morte in poco più di 10 anni di tempo, una vera e propria strage. Ne parliamo tra poco, avremo anche delle testimonianze, avremo parecchie cose da mostrarvi. Quindi allora un breve break pubblicitario e poi torniamo subito qua, TV7 Match.